2 Zeno Tecchiolli, nuotatori trentini. Corsia 3 Pierpaolo Veller, Prentin Veneto. Quarta corsia Davide Pizzotto, Antares. In quinta Alessio Gerardin, Gabbiano. Corsia 6 Francesco Peron, Sporting Club Noale. In 7 Davide Donatelli, Leo Sport. In 8 Daniele Tonon, Gymnasium Pordenone. Categoria ragazzi con Davide Pizzotto, già vincitore dei 100 d'orso quest'oggi, che va in caccia di un'altra vittoria. Partenza decisa per Francesco Peron dalla sesta corsia. Peron squalificato nella gara del dorso, che dunque cerca il riscatto. Vediamo le prime due vasche con Peron davanti 27-38, Tecchiolli 27-47, Pizzotto 27-74. Zeno Tecchiolli, che nuota in corsia 2, ha vinto la gara dei 100 farfalla questo pomeriggio. Pizzotto quella del dorso, ma ancora Peron davanti ai 75 metri di gara. Gara apertissima con Zeno Tecchiolli che si fa sotto. Risale anche Gerardin dalla quinta corsia, forse Gerardin, Alessio Gerardin 56-37, fa meglio di tutti gli altri con Tecchiolli, che questa volta si deve accontentare della seconda posizione.